Signore e signori, buonasera a tutti, belli numerosi, bella platea. Vi do il benvenuto a questa seconda parte del 13° Festival dei Spettacoli di Mistero. Festival Spettacoli di Mistero che è organizzato e voluto dalla Regione Veneto, organizzato dall'UNPI, cioè dall'Unione delle Proloco in Italia, ed è sviluppato da una serie di rassegne che vengono messe in scena su tutto il territorio veneto a partire dai fine di ottobre fino ai primi di dicembre. L'intenzione di portare questi spettacoli, diventa spettacolo di mistero, è quello di aumentare la sensibilizzazione e la consapevolezza da parte di un pubblico su tutto quello che sono le tradizioni locali, le leggende, le storie popolari che vengono messe in scena appunto nelle rappresentazioni locali, e che stasera avremo qua un esempio. Stasera cosa abbiamo? Stasera abbiamo una rappresentazione teatrale, processo per monito e stregherie, tratto da una ricerca storica effettuata dal professor Bellemo, che abbiamo qui presente, e dal professor Giancarlo Varagnolo, messo in scena con la regia di Antonio Campa dal gruppo teatrale della Contrada di Sant'Andrea di Chioggia. Io un applauso intanto sulla fiducia di Raffaele. Allora, Veneto Spettacolo di Misteri, ripeto, siamo giunti alla 13ª edizione. Abbiamo già fatto una prima serata il 31 ottobre, la sera di Ogni Santi, con le streghe a Chioggia, una serata che ha avuto un grosso esito, più di 300 persone di partecipazione sul tour che facciamo notturno lungo il centro storico di Chioggia, e quest'anno proponiamo per la prima volta appunto questa rappresentazione teatrale. Ringraziamo alcune persone, chiaramente, oltre all'UNPI regionale, alla Proloco, tutti i volontari della Proloco, al gruppo teatrale di Sant'Andrea. Ringraziamo anche il comitato del Palio della Marsigliana, qui rappresentato dal suo presidente Sandro Nordio, che ha consentito l'utilizzo anche dei costumi che sono tipici anche del Palio, che dopo vedrete messi in scena, per cui un applauso anche gentilmente al Palio della Marsigliana. E niente, non mi dilungo oltre, e do spazio appunto alla rappresentazione teatrale. Vi auguro una buona serata e ci sentiamo alla fine per i saluti. Grazie.
santo dell'Inquisizione. Si bruciavano libri, icone pagane, oggetti sospetti, ma soprattutto persone, non in sacrificio a Dio, ma per punizione. Si purifica con il fuoco, bruciando fascine di rami non secchi, così il fumo rende lo spettacolo più morboso e meno ammorbato dell'odore di carne bruciata. E poi la legna ancora umida e bagnata brucia più lenta. Soprattutto le donne venivano condannate dagli inquisitori, dai giudici istruttori. È tutto a norma di legge, secondo le disposizioni dei papi e della Curia romana, che prima fosse obbligatorio e vivamente consigliato, proprio il prescritto, che tutti i sospettati, indiziati, denunciati fossero più volte torturati. Non li metangeli. Che importanza è se è la tortura che fa parlare e costringere a dire la verità? Ah, le streghe, i bei falò, le pire fiammeggianti e i roghi, spettacoli edificanti per il popolino, la plebe, gli indigenti, capo espiatorio la strega. Le streghe hanno perso la vita sui roghi, illuminando in vano la notte. Molte e molte altre sono morte straziate dalle torture o di media nelle prigioni. Le streghe La povertà ti accusai l'altro giorno. La conoscenza.
da fare qualcosa di peso, forse potranno anche entrare. Fammi vedere peggio. No, non stai preoccupare. Vedo e stravedo e vi dico, no, non sei solo un uomo. Avete udito? Ho udito e visto sei bene. E sento odor di zolfo in tutto questo. Ma noi ci avevo capito un altro! Aiuto, ci avevo aiuto! Sì. Allora, poverissimo, sei lo ciappata al paloccio. Ho visto un'ombria. Santa Barbara, vedo il sangue. Ma te lo so, ma è vero. Sangue di feria. No, non è vero per me. No. Oh, benedetto sia il Signore, liberanos. Ma guarda cosa devo dire oggi io incluso. Oh, chi mi voleva? Chi c'è che mi serve? Qua! Chi c'è che ha bisogno di io? Oh, che cosa? Prendami su qua su, bella. Dove sei il tuo ferito? Qua sì! Qua. E non sapete qua! Quello che fai bucio l'amore. Cioè io non so cosa fare, oh! Dai, parla bene, che se no te faccio il segno della croce, rovescia te lo faccio. E cosa credi tu che abbia paura delle tue giaculatorie? Ma quanti ne arrivano? Calma, che poi li chiediamo tutti e lei confessi. Ah, la seme fare a me. Oh, sapore, oh, tutte le mie pesette. E solo strassetti toperi, che vorrebbe altro qua che toppesette. Vai via tutti, vai a dire, sei che mi mangia mia adesso. Cioè tu sai come fare, vero? Certo, guarda che mesi anni che faccio te. Ma dai, le ferie le potremo serare, ma il filo qua lava tu il succo. Non basta curarmi la feria da fora, bisogna curarne l'anima. Ma cosa dici? Cosa tiri tu fuori? Il figlio ha una feria da tardi. La serate è sbocco di sangue. Per me, qua, non basta. Mi ha dato una benedia e ben grande. Ma cosa dite? Cosa fate? Cosa sono questi gesti e questi giaculatori? Ma no, per guarirli da feriti. Allora, mio nonno
l'anno 1393 dall'incarnazione di Messer nostro Signore in Deo 15 entrante nel mese di dicembre in edizione nona, si convoca da voi Donna Borgara, Non ho fatto niente, non ho fatto. Donna Sansona del Sansoni Angelo Bonaldo, Sono gente, no! Donna Orsa Fiadelona Grazia e anche Maestro Vidale Gandolfo della contrada di Sant'Andrea Apostolo in Clugia Maio. Se presenta davanti a questo tribunale, Tribunale di Santa Romana Chiesa, Mastro Vidale. Busse vecchio e poi ste robe e non serve a niente. Andì in pace nel nome del Signore e che la padrona la accompagni. Oh, ma questo è la classe. Andì, Mastro Vidale. La padrona la accompagni. Ma fatto la classe, e quelle che mi dai che lavorate,
Tribunale de Santa Romana Chiesa, donna Pregana. Chi sei? Ciao, sulla vedova del povero Paolo Scarpa, detto il buranello, e fa quelle aggiustarsi e curi feriti. No, fago così, signor canonico. Tiogo, 3 pezzi di lì. E le metto a forma di croce sopra la feria e dico: la notte di Natale Cristo se nato alla colonna e l'ha fustigato per sangue saldare, per piaga sanare, e che non la faga né la marcia né lo spussore come le piaghe del nostro Signore. Se però, signor canonico, uno sa strapolare un piede o si è fatto male una mano, fanno così. Tiogo l'oggio caldo e il butino del scolaro e lo metto sopra il male e comincio a massaggiare, massaggio, che tiri nervi, che tiri ossi, finché il male non va via. E intanto pispiolo nel nome del Signore. E così guarissi anche dal mal di vita. Donna Pregana, ascoltatemi, racconevi i vostri fiori, e se qualche cristiano male, mandino dal barbiere, che se mezzo, che se anche il suo mestiere. Andate in nome del Signore. Posso dare? Che la Madonna va a trovare. Posso dare? Andate alla Pregana. Si presenta davanti a questo tribunale, Tribunale de Santa Romana Chiesa, donna Sansona. Che mi regno un colpo. No, si dice giuro. Ah, e allora giuro. Ha giurato. Da cosa credevo di far guarire voi? Messer, dagli ombrie e anche dal malaccio. La cosa? Messer sì,
saber che quando che uno si ciapà da sti mali spunti, nase pieno, non sapì quello che vuole. Ciò che capite quando che uno incontra i morti prima del tempo, dopo il maloccio, devi anche il mal d'ombria, un mal che ti ciappe dalla vita via. Ma per guarire, fago mischiato de agio, de isopo, de erba santolina e de silio pavonasso. Fago frisare tutto il bel fuoco e dopo, qua diventa freddo, che uso da Dio la vita e che dico, in nome di Dio e di Maria, che costa usare il mal che sola via. Ma se uno va in viaggio, neanche si premonissa dalle scontraure e dai cattivi incontri delle ombrie. E dopo aver detto un padre doppio, che fa quel segno e che dico, addio che segno, e addio, te raccomando, e a tutti i santi e le sante di Dio, che con la benedetta compagnia quel mal a te ne sfanta via. Bene maloccio, invece ma mi... Asino dito! Io, Giuseppe Marangoni, a nome del nostro episcopo, che da Dio abbia lunga vita, ordino et comando che se serenca vostra per domani, e che vostra signora, che ha la testa attaccata al toio più di le faccia da guardia. E direi ogni sera, e dico ogni sera, 10 Ave Maria la Madonna. Amen, con la benedizione del Signore, e che la Madonna la accompagna e che la piova non le bagna. Amen. Se presenta davanti a questo tribunale de Santa Romana Chiesa, donna Sansona. Che direi la verità. Beh, e allora giuro. E in cosa posso servirla? Abbiamo sentito strane dicerie su di voi. No, signor Vescovo. Non su e il vescovo. Beh, e allora senta. Vedo il futuro con gli occhi di porco. E leggo i sogni, il futuro nelle stelle. Ecco me le domande, faccio malie d'amore. Sarà che quando la donna ha il marito lontano, che faccio? Sempre per opera di bene. La fattura. E perché il marito che voglio più bene? E a che possa tornare a casa presto e sano. E che faccio ripetere sto scongiuro.
Non te mando per la porta, ma neanche per la finestra. Te mando per le radici del mio cuore e nelle vene della tua testa. Perché? E perché l'angelo da mia possa venire, a me possa amare, bramare e desiderare, come Messer Gesù Cristo lassù mare. E il Mario resta fascinato e ne va con altre donne foresta. E proprio una donna di Luca mi insegna come che si fa maledire se il Mario te tradisce. Se va alla catena del fuoco, se mette la mano in te anelli, e taccando la catena al muro si dice: 5 dea fitte del muro, 5 dea te scongiura, 5 diavoli al muro scuro, perché il diavolo te possa trasimare, e perché ti possa cascare da cavallo, e perché non ti possa mai aver bene, né viaggiando e né dormendo, se il cuor mio non ti vuol più contentare. E se invece ciapo anche un pupolotto e a se spose coi feri coi aghi proprio là dove cassa sbutà cada venire il mare che il marito traditore. E per sapere il futuro in bene e in male, in bessi e in amore, di notte vengo fuori dalle porte e guardo le stelle col cielo secciato, e con un pugno di salimano scongiuro le stelle e butto il sale, e dopo torno a casa e tolgo la cenere ancora calda e la butto sopra il sale di prima, e pischio e odrio qualche preghiera, e così vedo il futuro in bene, in male, in bessi e in amore. E butto il maloccio su chi me lo domande, e ciamo le ombrie e l'anzelo nero, e vien tanta gente da Clugia, perfino da Caputarzere, ed opero sti strumenti, cordeli gropae, stelle di piume, fave nere, ossi de porco, puppolotti de petto, aghi, tamisi e forse... E sì, Romatur, Sinusi, guarda, prendetela, arrestate! Sì, Un'altra donna è stata presa. Lo so. Adesso l'accuseranno di essere strega, di fare magie e fatture, di essere un indovino contro la volontà divina e di aver fatto patti col demonio. Un'altra donna incarcerata, torturata, umiliata, ancor prima di essere processata, poter fuggire, nascondermi o sparire, prima che la mia sorte sia segnata da un nulla. Una semplice occhiata, una carezza bambina, un augurio vicino, o parlare ad alberi, fiori, alleviare i dolori di un partoriente, a mente malata da disperanza un vino. Diamo una luce di speranza a chi dispera, nell'oggi,
sciocche di una bambina, le ripicche di un peone voglioso, al turbo e frate biglioso. Una mezza parola, un sussurro, un'insinuazione, per nulla si condanna senza remissione. Perché? 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 Che male nel curare il male, e che reato nel curare un malato, e che eresia nel pregare il Signore e invocare Maria. Ma devo andare, devo fuggire, devo nascondermi e sparire. Li sento come cani latranti, maniosi, di spranarmi i fianchi. In questa caccia invasata, dove ogni donna è braccata, e Dio con loro. Sarà forse la mia ora questa. Eccoli, li sento, sono qua, eccoli. No, non ho fatto niente, sono innocente. Eccoli, sono già arrivati, no, non ho fatto niente, Pietro, non ho fatto niente, eccoli, non ho fatto niente, pietà. No, liberatevi, pietà, no, basta, sono innocente, Demandato Dominici Potestatis, il minor consiglio sentenzia la condanna di Dorsa Orsa, figlia di Donna Grazia, per aver praticato magia nera e stregoneria, che venga condotta immediatamente sul luogo del giudizio consueto, che il suo corpo sia bruciato, così che nient'altro appaia se non la cena. Demandato Domini Potestatis, Petro Bruto, Recone Pubblicano.
Prima di ringraziare ufficialmente il gruppo teatrale della Contrada di Sant'Andrea, volevo offrire e fare degli altri ringraziamenti che chiaramente prima non sono riuscito a portare a termine. Uno, in primis, all'amministrazione comunale perché ci ha concesso l'uso di questo spazio, oltre al patrocinio a tutta l'attività. E inoltre volevo fare un grosso applauso alla Big Fish TV, che è questo nuovo associazione culturale che ci ha supportato per quanto riguarda le riprese, e probabilmente riusciremo a vedere anche pubblicate fra poco di tempo, per cui avremo modo anche di rivederci sui social e sul sito della Proloco. Chiamerei qua con me Antonio Campa, un applauso ancora al regista, invito alla sede delle anime. Antonio, come è andato? Beh, io erano 4 anni che non facevo più questa attività. Dopo aver chiuso la compagnia tantissima amata costruita con la signora Maurizia Irusteghi, è il primo lavoro che ho accettato. In tal proposito io devo dei ringraziamenti, non alla Prologo, e poi abbiamo gli autori, diciamo, di questo testo. Io l'ho modificato per renderlo più appetibile e più rappresentativo a una platea. Ringrazio il professor Galeno e il professor Maragnolo. Grazie. Ringrazio la Prologo, come detto, ringrazio Sandro, ringrazio Roberto Donin per l'impegno che ha avuto e i disagi riscontrati nell'organizzare, e credo che la Prologo, con me, ci scusiamo del disagio che può essere creato, però vari inconvenienti hanno indotto a questo. Però vedo che l'affluenza c'è stata e credo dagli applausi ricevuti sia stato gradito questa rappresentazione che abbiamo cercato di rievocare. Un ringraziamento però
ringrazio i servizi, gli operatori tecnici. Io devo ringraziare questo gruppo. Questo gruppo, alcuni sono proprio novizi del teatro, e in primis questi ragazzi, è l'iniziazione del teatro. Se noi non educhiamo nel teatro, nella cultura, non riusciamo ad andare avanti. Pertanto io invito tutti, genitori, nonni, bambini, di frequentare i teatri, dove il teatro è cultura e apre le menti, ci permettono di vedere oltre. Io ringrazio tutti i bambini, ringrazio il gruppo, e nel gruppo ci tengo a ringraziare una persona che abbiamo per l'impegno, perché è stata la persona che mi ha contattato dicendo di accettare questo copione e di portarlo in scena. Poi ve la presento, ringrazio Sandro Nordio, direttore della Marciuliana, per i vestiti che ci ha prestato, ringrazio il comitato dell'orologio per l'allenamento. Ecco, guardate quante persone hanno contribuito per la riuscita di questa manifestazione. Ecco, io ringrazio l'Arsenia che ha curato tantissimo per l'impegno che ci ha messo per soddisfare non le esigenze, ma le esigenze scenografiche e della compagnia. Io dico grazie Sandro, e grazie a voi della vostra presenza e del vostro applauso. Da parte mia veramente voglio ringraziare il teatro e tutti noi, perché vi dico la verità, in 2 mesi e mezzo siamo riusciti a fare tutto questo, perché il gruppo dopo il Covid ci è lasciato andare, ma dalla richiesta fatta dal presidente Marco Donadi, e che mi ha detto: Arsenia, facciamo questo non ce la faremo mai. E lui ha avuto tanta fiducia in noi, e noi siamo qui per ringraziare tutti voi della vostra presenza, e in particolar modo, dico la verità, anche grazie a Campa, perché anche lui ha creduto in questo progetto. Grazie a tutti e un arrivederci. Prima di lasciarci è doveroso fare una precisazione. Nessuna strega qui è stata bruciata veramente. Secondo, credo che il tema più attuale, non voluto, di questi giorni, sul tema della violenza, chiaramente è una sensibilità tirata agli estremi in questi giorni. La rappresentazione che sposa molto questa tematica non era voluta, però questo ci fa capire che sono 700 anni che praticamente parliamo della stessa cosa, per cui la lotta contro la violenza sulle donne è un tema che adesso è attuale, però avete visto fin da quei tempi si sta manifestando. Niente, non era chiaramente voluta la cosa, però era una circostanza che c'è stata. L'Inquisizione sappiamo bene come ha agito nel passato, e questa è una testimonianza. Bene, a questo punto grazie di nuovo a tutti, ultimo applauso. Noi ci vediamo l'anno prossimo sempre con il Festival Spettacolo di Mistero, bravissimi. Per quanto riguarda i nostri appuntamenti, vi ricordo i prossimi 2 che sono venerdì 8 qui in auditorium con il concerto gospel, che però mi dicono sia già abbastanza full, comunque il concerto gospel è molto importante, e domenica 10 alle 17:30 la cerimonia di premiazione del premio letterario Città di Chioggia, giunta alla 13ª edizione. Vi auguro una buona serata e seguiteci anche sui social. Grazie e buonasera.